Ciao Patavini, oggi vi portiamo con noi nella magica cornice di Cortina e più precisamente nell'atmosfera delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Oggi andremo in Casa Veneto, dove con la Coldiretti faremo slalom tra le eccellenze di Padova e provincia. Siete pronti? Alle mie spalle, baita Coldiretti. Il fuoco alle mie spalle non è per cuocere, ma è il braciere olimpico. Come sapete, io sono un ex sportivo e anche se non avevo molto a che fare con la neve e con l'inverno, l'atmosfera olimpica è sempre molto interessante e molto magica. Ben arrivati e benvenuti a Casa Veneto. Abbiamo ritirato i nostri pass e alle mie spalle stanno allestendo gli stand dove avverranno gli speech e gli stand dove potremo anche degustare i prodotti. La dottoressa Martina Scarpa ci sta raccontando l'importanza dell'alimentazione sana, variata ed equilibrata sia nello sport in questa cornice olimpica sia nella vita in generale di tutti noi e l'importanza di farlo con prodotti di qualità e materie prime che vengono dalla terra, dal cuore e dalle idee di tanti giovani imprenditori che ogni giorno mettono cuore e anima per la coltivazione e l'allevamento di prodotti unici del nostro territorio. Abbiamo visto un video bellissimo realizzato da Terra Nostra su Padova, la nostra città, terra nostra, i nostri colli, i nostri prodotti e la varietà che il territorio ci offre, terra, aria, terroir dei nostri colli ugani che sono unici e dei prodotti che esso stesso ci offre grazie alla forza, all'energia, alla motivazione di allevatori, coltivatori e persone che mettono cuore, anima e tempo per regalarci e donarci questi prodotti spettacolari. I produttori a turno si stanno raccontando il prodotto, la storia dell'azienda, l'idea, dove sono geolocalizzati perché appunto il nostro territorio, Padova e provincia, è molto ampio e siamo forti per molti prodotti, tra cui il noccioleto. Lo sapevate? Sono con Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova, che al termine degli speech e del racconto, mentre le persone assalgono il banchetto, perché così è, ci racconti un po' cos'è stata questa iniziativa e cosa abbiamo fatto oggi qui a Casa Veneto. Qui a Casa Veneto abbiamo portato i prodotti delle eccellenze del territorio padovano, li avevamo portati anche in una veste secondo me innovativa, affiancati anche da una nutrizionista che ci ha dato anche dei giusti consigli per come consumare questi prodotti, sia per il benessere nostro ma anche per una giusta attività sportiva. Abbiamo portato qui nocciole, la frutta secca, le uova, la carne bianca, l'olio d'oliva importantissimo. Abbiamo anche potuto dire che un buon goccio di vino fa anche bene in un contesto sicuramente importante come quello di Cortina. Ammetto che lo stavo per dire io, mi hai giustamente anticipato. Adesso noi ci sposteremo in baita Coldiretti per proseguire a questa giornata all'insegna dell'equilibrio, della nutrizione, dello sport, del benessere e dei fantastici prodotti che abbiamo su tutto il nostro territorio. Fantastico, adò. Ho rapito in maniera dolce e gentile Marianna, che è la nostra cuoca contadina, che ci ha preparato tante bellezze alle nostre spalle. Marianna, ciao, Sì. raccontaci un attimo cosa ci hai preparato nel mentre che finiscono i saluti finali. Ciao a tutti, allora vi ho preparato della ricotta montata, semplicemente ricotta con un pochino di latte, con la variante Con la granella di le nocciola di nocciole, Enrico. Dall'altra parte invece sempre la stessa ricotta con dell'olio di oliva che andremo a mettere poi a termine delle presentazioni. Lo schissotto e una focaccia dolce con le patate americane. La polenta con i fagioli, tipica della provincia di Padova, più verso la zona di Rovigo. Che posso dire, spero di riuscire ad assaggiare prima che tutti si accaparrino una fettina o spero tu abbia una No, scorta è veramente da parte. buona. Immagino. Grazie. Prego, grazie a voi. Tanto ci A rivediamo dopo, dopo, sì, lo so ci io. vediamo in barca. Dopo la narrazione dei prodotti e delle eccellenze dei nostri territori, tra cui le uova, le nocciole, le chips di caco, polenta e fagioli secondo la tradizione veneta, abbinate da un salame nostrano, formaggi freschi, ricotta in versione salata con olio dei nostri colli e con le nocciole in versione un po' più dolce, un po' più croccante. È il momento di assaggiare anche noi tutti questi prodotti. La freschezza e la bontà si vedono anche ad occhio nudo. La nostra cuoca contadina si è data da fare un bel po' e dopo in baita proseguiranno gli assaggi e l'evento grazie alle sue mani e alle sue preparazioni. Da buon polentone, polenta e fagioli, entrambi molto buoni, una coppiata super vincente. Io adoro questo abbinamento perché ricotta fresca molto buona, mi piace molto, ma le nocciole, la loro croccantezza, addirittura io avrei fatto una versione unica, olio e nocciole insieme.
Abbiamo fatto il trasferimento e con i pick-up della Coldiretti siamo arrivati in baita Coldiretti, un panorama fantastico. Di fronte a me il trampolino del 1956 costruito per le Olimpiadi di Cortina del tempo. Alla mia destra tante bontà, tanti prodotti del nostro territorio e delle mani che hanno trasformato le materie prime in piatti eccezionali. Io so già quale sarà il menù, adesso vi portiamo con noi a scoprirlo e nel mentre ci gustiamo un aperitivo. Sono passato in cucina a intercettare lo chef Diego. Sei tanto grazie di avermi aperto le porte della tua cucina. Piacere avervi qua in cucina con noi. È un piacere anche mio, mi piacerebbe anche darti una mano, ma le cose da raccontare e da fare oggi sono tante, quindi lascio a te il racconto del nostro menù e di quello che verrà proposto domani a tavola. Un menù di cucina contadina fatto dai cuochi contadini di Coldiretti, Campagna Amica Terra Nostra, che non sono niente altro che gli operatori degli agriturismi del territorio. Qui stiamo facendo un pranzo seduto per gli ospiti della provincia di Padova che sono venuti nella meravigliosa Cortina e partiamo dalla gallina in saor servita con la polenta, una torta salata con il cavolo nero, poi ci saranno i formaggi in degustazione, poi a seguire un risotto sempre con il cavolo e prosciutto croccante, il piatto Milano Cortina definito così da noi in casa Coldiretti, che è il pastin con il formaggio fuso e la polenta, prodotti tipici del bellunese, e In poi onore appunto di queste Olimpiadi, e lo proponiamo in ogni evento che noi facciamo qui in baita, e poi seguiranno i dolci, una torta con le patate dolci e una torta con le nocciole. Interessante, Poi nocciole arriviamo dei Colli Ugani, assolutamente appunto, come tutti i dicevamo prodotti prima. dei Colli Ugani, i prodotti del Padovano, vini lo stesso della provincia di Padova, del Serpino, il Friularo che non può mancare, un vino meraviglioso di questa terra, e poi il Moscato Fior d'Arancio in bollicina. Ti ringrazio per questo racconto molto esaustivo, non vedo l'ora di assaggiare tutti gli abbinamenti anche appunto con i nostri vini. Ho una domanda un po' scomoda per te. Dimmi tutto. Sei stufo di cucinare pastin, formaggio e polenta? No, O ti piace? guarda, È un se mi onore? credi lo mangio ogni volta che lo cucino, è un piatto, credo è come. un piatto meraviglioso, si mangia volentieri in montagna con la neve fuori e il freddo. Ti però credo come. sicuramente. Grazie di aver Ah, risposto, buon ti lascio al pranzo anche a risotto voi, e grazie, buon lavoro. grazie. Patavini, con lo spettacolo di parte delle nostre Dolomiti alle mie spalle, vi riepilogo quella che è stata questa nostra esperienza in baita Coldiretti. È stato veramente bello goderci questa atmosfera, seppur in parte quella olimpica, ma quella appunto della convivialità, del buon cibo, dei prodotti chilometro zero, dei prodotti sani, dei produttori, delle storie che sapete che a me personalmente piacciono molto e piace anche raccontarle a voi, quindi spero piacciono anche a voi. Il nostro pranzo è partito con un aperitivo al nostro arrivo proprio qui su questo tavolo, dove adesso vi sto riepilogando quello che poi è stata tutta l'esperienza. Gallina in saor, una torta salata di cavolo nero, una giardiniera veramente eccezionale fatta molto bene, polenta fumante, a seguire un risotto con del cavolo con del prosciutto croccante. Poi il piatto tipico nominato apposta per queste Olimpiadi, ossia pastin, polenta e formaggio alla piastra, con una leggera spolverata di farina gialla da polenta per crostizzare meglio il formaggio e renderlo ancora più gustoso e più buono. Questo piatto era abbinato da una DOCG dei Colli Ugani, il Friularo, un rosso profumato intenso e molto buono al palato, prodotto nella bassa padovana, per arrivare poi a un'altra DOCG che è il Fior d'Arancio dei Colli Ugani, accompagnata da una torta di patate viola e una torta con le nocciole dei nostri Colli Ugani. Questa torta alla nocciola mondiale. Spero vi sia piaciuto questo video, alla prossima, ciao!